Signore e signori, buonasera e benvenuti ad assistere alla manifestazione musicale Sagorrida Sardarella. Questa manifestazione è stata organizzata dall'allegra compagnia Sagambarale Benau, con l'accompagnamento del gruppo musicale che dopo vi andrò a presentare. Adesso tra poco dovremo dare inizio allo spettacolo, ma vi vorrei presentare uno per uno i componenti del complesso che vi accompagnerà in questa manifestazione, in questa corrida. Che sono? Alessandro, alle tastiere, dai un bel applauso! Alessandro! Poi ci sarà in un secondo momento Pecuccio, fatti vedere Pecuccio, sei nascosto lì, dai! Alla chitarra c'è Nicola, un applauso per Nicola. Mentre al basso e alla voce Marcello. Alla batteria, nascosto lì dietro, Roberto. E vi devo presentare chi mi aiuterà in questa manifestazione. La Vanetta, vieni su. Bastiana, eccola qui, facciamo un applauso anche a lei. Allora, adesso cosa c'è? Ma stanno già fischiando? No, dopo vi spiego come va. Adesso vorrei tutti i concorrenti qui sul palco, in modo da accogliere tutti un applauso uguale per tutti, poi ci sarà la gara. Dai, tutti i concorrenti qui sul palco. Bastiana, dai una mano lì ai concorrenti, facciamo un bel applauso a tutti, adesso non c'è carico, è giusto per conoscerli. Vediamo se ci stanno tutti, prova così. Vediamo se ci stanno tutti. Non ci stanno? Allora, come ci mettiamo lì? Non ci sta, il palco è piccolo, va. Dobbiamo... Ci stiamo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, è la Vanetta, 10 ci sono lì. Dai, un bel applauso per tutti e poi un attimo che ci sono nel posto. E poi avremo da leggere il regolamento per quanto riguarda la votazione, il regolamento per i giurati, il regolamento anche per i concorrenti e poi ci saremo da ringraziare quelle dite. Prego, accomodatevi, riprendete il vostro posto iniziale e lo leggiamo da qui. Va bene, allora dai, è uguale, è uguale. Allora, lettura del giuramento, dai, per quanto riguarda il concorrente o il pubblico? Prima il pubblico, ascoltate bene come vi dovete comportare dopo, Silenzio. Siete disposti a essere indulgenti nel bene e nel male a giustiziare i nostri spregiudicati concorrenti? Sì! Siete coerenti a dare il vostro giudizio con il vostro applauso sregolato in un moreggiare con fischi, campanacci o altro? Sì! Ai concorrenti. Adesso è rivolta ai concorrenti, ascoltate bene, non vogliamo reclami dopo. Sì, aspetta, prego, così, vicino, tutto improvvisato, dai. Siete disposti ad accettare il giudizio di questo indiavolato pubblico? Sì! Forte. Siete coscienti a ciò che andate incontro con la vostra partecipazione a questa manifestazione? Sì! Con questo giuramento siete condannati ad accettare qualsiasi giudizio sia positivo che sconvolgente? Sì! Eccolo qua. Adesso procediamo. Allora, venga su la prima concorrente, vai! Grazie, signora Chiara. Come si è poggiata? Nel rispetto a mezzo? Un vecchio frac. Vedo che è fornita di spartito. Cosa ci fa ascoltare? Una canzone? Sempre vecchio, lui non lei canta spesso in casa. Si sente questo canticchio? Si sente? Aspetta, se c'è la... Infatti non si gioca da testa Rai, ma come devo andare? Dai, non è che così. Va bene così. Riprendiamo? Pronto? Aspetta, c'è l'assistente, c'è
Allora, ragazzi, siete pronti? Vieni con Franco, dai. Il fiume scorre lento, canta sopra i ponti, la luna accende il cielo, dorme tutta la città.
Grazie a Carmelo, grazie. Bellissimo Paolo Santo. Vorrei fare una breve raccomandazione al pubblico, in modo da non disturbare, anche se non sono